Siamo con Marcella Stagno, presidente della Proloco Digestori. Marcella, presentaci la seconda edizione di Due Passi nel Gusto. Anche quest'anno l'amministrazione comunale e la Proloco vogliono proporre la seconda edizione di Due Passi nel Gusto, che si svolgerà interamente sull'altopiano della Giara, un percorso prettamente naturalistico con un menù di prodotti tipici sardi ma di produzione locale. Il menù sarà di un primo malloredus al ragù, un secondo con salsiccia arrosto, formaggio, pane, frutta, cioè verdura, frutta e dolci tradizionali. In più proporremo dei percorsi totalmente gratuiti, che sono il Nordic Walking, il trekking a piedi con guide naturalmente, tiro con l'arco, percorso fotografico, un'estemporanea di pittura e poi ci sono delle escursioni a cavallo che sono a pagamento naturalmente, e percorsi in bicicletta sempre a pagamento si troveranno sull'altopiano. Quindi è possibile noleggiare delle Noleggiare, biciclette sì, e è possibile sì, noleggiare dei cavalli. cavalli. Eh, Come è possibile prenotare per Due Passi nel Gusto, Marcella? È possibile prenotare digitando su internet www.duepassinelgusto.it. Ma anche il pranzo è prenotabile online? Sì, sì, è prenotabile, anzi solo online. Grazie, perfetto. Ciao Marcella.